Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una Night Splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo dei tempi che ci sono, dei tempi che sono stati programmati, dei tempi che stanno per arrivare, dei tempi che ci stanno per lambire, dei tempi che praticamente incontreremo fino al 2029. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Guard, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano se siete nuovi e di venirci a trovare nei nostri gruppi social su Face, Incasti Sacerdotali e Radionica Radiostesia Teologia ed Ermetismo. Sono due gruppi che ci si può iscrivere in modo gratuito. E in più le solite live alle 21:15 con il The Garda lunedì e venerdì e mercoledì col vostro Marietto e alla mattina alle 11:20 col vostro Marietto. È sempre presente per le sigle interattive gratuite. Bene, andiamo avanti e parliamo un po' di questi tempi. Allora, torniamo un po' indietro, nel 2010, no? Quando c'era questo fermento di angeli azzurri, quinta dimensione, settima dimensione, adesso facciamo il salto quantico, vogliamoci tutti bene. Insomma, ve li ricordate quei tempi lì in cui parole magiche, i numeri cosmici detti da gente dell'Est che scrivevano libri, insomma, corsi di tutto e di più, o fantasiosi da New Age, ve li ricordate? Io me li ricordo bene. E quando Marietta nel 2012 aveva iniziato a un po' a spiegare che fra un po' sarebbe arrivata una suppostina, no? La gente correva dietro queste nueggiate che hanno un po', diciamo, mescolato le carte, no? Adesso più o meno Marietta aveva previsto che dal 2020 in avanti chi mi segue già dal 2015, perché io ho parecchie persone che mi seguono anche dal 2012, incominciano a vedere che stanno arrivando i funghi trifolati, funghettini che prima hanno assaggiato i palestinesi, poi hanno assaggiato i libici, poi hanno assaggiato un po' i siriani, e adesso purtroppo l'accento si sta avvolgendo verso l'Ucraina. In questo periodo, certo, i newaygiani, quelli che scendevano sui social a dire adesso arriva il salto quantico, dove sono finiti? Non li riesco più a trovare, quelli che ogni tanto vedo ancora, vogliamoci tutti bene, roba del genere, ma ho spiegato in altre pillole che il vogliamoci tutti bene non funziona. Ho spiegato in altre pillole che noi abbiamo perso la seconda guerra mondiale e nel 90 eravamo la quinta potenza economica, anzi siamo arrivati fino alla quarta potenza economica mondiale, eppure avevamo perso la guerra. E nessuno in questi newaygiani della serie vogliamoci tutti bene ci faceva un punto di domanda. Come era possibile che uno Stato che aveva iniziato la seconda guerra mondiale, dopo 40 anni, al posto di essere tutti nei gulag nei campi di concentramento russi, noi non c'eravamo e c'era la Germania dell'Est e chiaramente quegli stati, Cecoslovacchia, Polonia e via dicendo, che avevano vinto, invece portavano i loro cittadini nei campi di concentramento e anche l'Ucraina. Uno con un pizzico di sensibilità avrebbe dovuto capire che c'era qualcosa che nel giocattolo non funzionava. E via con questi salto quantico, parlavano io mi ricordo che guardavo qualche video di gente che ti mandava il Reiki, ti mandava le energie, gli angeli colorati, gli arcangeli. Io me li ricordo bene nel 2012, fino al 2020. Poi dopo è iniziato questo cambio planetario, no? I pianeti hanno cominciato a girare l'occhio da un'altra parte e siamo passati dentro questo periodo un pochettino burrascoso, un pochettino impegnativo e durerà fino al 2029. E cosa succederà in questi periodi? Beh, il Marietto quando aveva 15 anni mi aveva fatto vedere che ci sarebbe stata una bella botta e anche a 23 anni avevo rivisto la stessa cosa. Quindi per l'Europa ci sarà sicuramente una botta importante. Chiaramente chi segue il Marietto ha scaricato i circuiti gratuiti radionici del Marietto che ha messo dal 2015 sul sito del capitano, molto probabilmente qualcosa riuscirà sicuramente a schivare. Chi si è attivato con il pendaglio magico del legame veneziano o alcuni sigilli di protezione, sicuramente quando arriverà il funghetto trifolato, sicuramente qualcosina farà di protezione. Però purtroppo siamo dentro questa fase, no, planetaria estremamente negativa ed è chiaro che dall'altra parte
fanno di tutto per incominciare a sfruttare questa situazione. Non è che basta andare là a dargli una pacca sulle spalle. E vi ho già spiegato l'altra pillola che loro non è che hanno cominciato a dare il gas, no? Che noi prima prendevamo gratis praticamente dalla Libia e poi i francesi col loro colpo di mano con gli inglesi ce l'hanno tolto, no? Noi praticamente adesso abbiamo il gas dei russi e anche la Germania, il gas dei russi perché la Russia sa benissimo che un giorno arriverà qui e questo gas servirà a loro. Quindi noi ci troviamo in questa situazione che abbiamo perso il gas dalla Libia e se lo sono presi i francesi e gli inglesi, no? E quindi ci siamo indeboliti in questa direzione. In più gli americani chiaramente premono per fare in modo che noi in un certo senso si crei questa guerra in Europa per fare in modo che loro possano ancora rilanciare la loro posizione come potenza, come si dice, mondiale. Purtroppo, no, per loro, ma anche per noi indirettamente, la situazione cambierà perché se nell'86 è scoppiato Chernobyl e il desiderio di predominanza sovietica si è scemato, no? Perché già nell'86 abbiamo rischiato di essere invasi, questa volta molto probabilmente, no? La guerra ci sarà, quindi mettetevi l'anima in pace, no? Come l'ha vista la Libia, come l'ha vista la Siria, come la vedono i palestinesi, anche l'Europa, il suo karma richiede questa cosa qua. Gli inglesi purtroppo, oltre a essere stati quello che sono stati un impero dominante che è sempre razziato, in questo periodo è scappato dall'Europa perché pensa di schivare l'oliva, ma certamente gli americani non sacrificano il loro potere per l'Inghilterra. Quindi l'Inghilterra praticamente resterà un'isola come altre isole che ci sono, ma visto che non potrà più mettere gli artigli perché agli Stati Uniti non gli interesserà più di correre in soccorso all'Inghilterra perché ha perso qualsiasi tipo di valore, resterà un'isola abbandonata a se stesso in questa guerra, anche perché è uscito dall'Europa. L'Europa purtroppo dovrà pagare karmicamente un duro pegno, ma sicuramente l'Inghilterra sarà una di quelle che le pagherà di più, perché se nella seconda guerra mondiale il Führer l'ha risparmiata, questa volta la Russia non la risparmierà. Quindi i consigli di Marietto quali sono? Beh, i soliti, seguite il Marietto il Legarda, scaricate il sito del capitano tutti quei circuiti che possono proteggere la vostra casa e la nostra nazione e poi se sapete una preghiera che il Marietto non sa, penso che sia il periodo che incominciate a dirlo. E da come ha visto mi ha detto quando aveva 15 anni, insomma, per le zone centrali dell'Europa, quelle zone dove ci sono le banche, la situazione sarà veramente tragica. mm? Quindi state lontano ai suonatori pifferi della quinta dimensione, del salto quantico, degli angeli colorati, del vogliamoci tutti bene, della legge dell'attrazione, perché avete visto che con questo Covid l'unica cosa che avete attratto con la legge di attrazione è il Green Pass, E quindi quelle persone che purtroppo avranno fatto queste vaccinazioni, purtroppo fra qualche anno molto probabilmente avranno una brutta sorpresa. Già si vede qualcuno che ha fatto la vaccinazione adesso che ha degli effetti collaterali importanti, Bene, cari amici, mi raccomando, seguite sempre questo canale, il canale di Hildegarda. Sapete che se volete un consulto, il Marietto e Hilde sono sempre disponibili, 20 euro, 45 minuti. Grazie e alla prossima, ciao.